Buongiorno a tutti. Oggi ci troviamo a fare una gita nella zona tra Varazze e il Monte Bego. Partiremo da una località che si chiama Le Faie, che è una località piena di case sparse. Come raggiungere la località di partenza? Uscendo dall'autostrada 10 all'uscita di Varazze, si gira a destra e si raggiunge proprio il paese di Varazze, poi più o meno a metà si gira a destra. Si va dritti per circa 500 metri, poi a destra troveremo le tare per raggiungere prima Casanova e poi Le Faie. Da questo bivio qua ci vorranno 6 o 7 km. Bene, la gita di oggi ci farà vedere una zona intermedia tra il Monte Bego e Varazze. La località Le Faie si trova anche vicino al paese di Alpicella e le caratteristiche principali saranno proprio passeremo vicino alla zona del rifugio Porto Rotondo, poi scenderemo a Sciarborasca, la zona molto bella dell'ermo del deserto, per tornare qui. Bene, ora siamo pronti a partire e ci auguriamo come sempre di regalarvi bellissimi posti da godere a pieno in futuro. Il nostro punto di partenza. Ci troviamo adesso ad un incrocio con molte deviazioni. Questo è il sentiero da cui siamo arrivati noi. Qua c'è un altro sentiero di fianco che a noi non interessa, poi andando avanti qua ci sono degli altri incroci. Qua a sinistra, ovvero continuando a seguire il segnavia rosso, la croce rossa, noi non lo seguiremo più, ma gireremo di qua. Questo è il sentiero che vi ho ripreso un minuto fa e ora ci troviamo ad un sentiero un po' più largo. Questa direzione a sinistra non ci interessa, lì vediamo la scritta nediera, gireremo a destra. Il pezzo successivo alla strada megalitica è tutta una serata larga, bisogna solo stare minimamente attenti a prendere le deviazioni giuste, però basta tenere la strada larga. Ora questo è parte di sentiero, è un leggerissimo falsopiano in salita, poi quando arriveremo vicino al Monte Ciguelo il sentiero si arrampica un po' di più. Guardate che meraviglia questo laghetto. Godetevi questo meraviglioso paesaggio sul mare.
tutto per voi. Eccoci qua, abbiamo finito, diciamo, un terzo del nostro giro di oggi. Siamo praticamente arrivati su questa strada larga dove, là nascosto in mezzo agli alberi, c'è il rifugio Porto Rotondo. Noi non lo raggiungeremo, ma in questo momento per andare verso Sciarborasca prenderemo questo sentiero qua, e quello di fronte è ancora una volta il Monte Sciguero. Abbiamo appena imboccato il sentiero in direzione di Sciarborasca e troviamo questo segnavia. Per mia idea dovrebbe essere un segnavia che porta a Sciarborasca, però lo teniamo sotto controllo. Questo punto è chiamato le Rocche di Vaterasca. Noi siamo in un altro incrocio importante, diciamo con dei collegamenti importanti, perché vediamo che il sentiero qua sopra si collega all'alta via dei Monti Liguri. Noi siamo arrivati di qua e proseguiamo dritti in direzione di Sciarborasca. Mentre da questo punto vediamo questo bellissimo costone di roccia, ci troviamo in un incrocio veramente importante, più di quello di prima. Perché? Qua abbiamo due sentieri, uno a sinistra e uno a destra. Noi prenderemo quello di destra. Quello di sinistra è un altro sentiero che attraverso altri incroci di sentieri porta a Sciarborasca o in altre zone. Noi prenderemo questo che è la via più diretta per arrivare a Sciarborasca. Ragazzi, questo è uno di quei momenti che abbiamo vissuto tutti, credo, dove siamo in mezzo alla natura, mare, coste di monti, il rumore delle cicale, e sono momenti che non si possono dimenticare. Siccome abbiamo raggiunto la strada asfaltata nei pressi di Sciarborasca, vi facciamo vedere un po' due cose, due incroci. Questo è il sentiero col quadrato rosso che da Sciarborasca porta a rifugio Prariondo, quello che abbiamo appena fatto. Noi abbiamo fatto un pezzetto dove abbiamo abbandonato per un pezzo il quadrato rosso, però diciamo l'ufficiale, diciamo, al quadrato rosso. Poi qui di fianco c'è un sentiero che a mia impressione dovrebbe andare da qualche casa perché finisce. Lì davanti a destra è quello che faremo noi per andare giù a Sciarborasca, poi faremo un po' di deviazioni dentro il paese, e questo qua invece più a sinistra vai proprio in un'altra direzione, non sbagliare. Pastore a pecorelle smarrite. Pastore a pecorelle smarrite. Stiamo entrando in Sciarborasca, queste sono le prime case in direzione del monte.
Siamo nelle ultime case di Sciarborasca e ora facciamo un pezzettino di strada asfaltata, la continuazione di quella di prima in pratica, che ci porterà ad attraversare un fiume e poi a prendere un sentiero che ci porterà all'eremo del deserto. Ed eccoci arrivati finalmente all'eremo del deserto. Ancora una volta siamo arrivati alla fine di una gita dal grande valore. Partiamo dal fondo, purtroppo per un inconveniente improvviso ho dovuto terminare il giro qui all'eremo del deserto, perché anzi ringrazio una persona molto gentile che mi ha accompagnato a prendere la macchina proprio alle faie, ma quello che conta è parlare della gita. La gita è stata una gita di alto valore sotto tanti punti di vista, con anche qualche piccolo punto negativo. Allora, siamo partiti dalle faie e il primo punto importante che abbiamo incontrato è stata la strada megalitica, una strada non troppo lunga, che è consigliabile per chi volesse vederlo, che è interessante, ma saranno, non lo so, di cose storiche 200 metri, niente di più. Però il sentiero che arriva da Cerese, che noi abbiamo intercettato, così in pratica ha un suo valore. Poi niente, poi c'è stata la salita fino diciamo tra il Ciguelo e il Rifugio Prato Rotondo. Questo è stato un pezzo monumentale perché quando c'è un connubio di natura incredibile e una tenuta dei sentieri di alto livello, non può che essere qualcosa del genere, perché è qualcosa di naturale. Certe cose lasciano proprio l'animo intatto. Come è stato questo tratto? Questo tratto è stato diciamo un salita, però a parte l'ultimo chilometro, diciamo che allora è un pezzo che si fa tranquillamente. Salite, diciamo che fino al chilometro finale c'era qualche salitina, tanto piano, strade larghe fino a un certo punto, fino a un ruscello. Poi diciamo fine prima parte. Seconda parte, l'obiettivo era raggiungere Sciarborasca, e allora lì c'è stato un pezzettino dove abbiamo visto delle rocce molto belle così, sentiero stretto, diciamo non voglio spaventare nessuno, però diciamo a volte in certi pezzettini, ripeto, non tenetelo neanche in considerazione, con un pochettino di erba tra le pietre che non si vede bene, bisogna stare comunque un minimo attento, perché se uno va tranquillo e non nota certi particolari, prendersi una storta così. Ma ripeto, pezzettini ma brevissimi. Poi siamo arrivati a un bivio dove c'era la doppia possibilità per raggiungere Sciarborasca: proseguire con il quadrato rosso oppure prendere questa discesa. Io mi ero divertito a segnare di qua e devo dire la verità che quel sentiero lì mi ha dato tante soddisfazioni, perché a mezza costa, andando incontro al mare, con lateralmente alle spalle i monti, è stato qualcosa di eccezionale. Io vabbè, anche lì qualche punto da stare un minimo attenti, nel senso con qualche canaletta stretto, ripeto, dico delle cose in più che non servono a niente oggi. Finché non siamo arrivati a Sciarborasca ci tenevo, perché mi piace far vedere i paesi della Liguria, ci tengo tantissimo a questa cosa qua. E poi abbiamo la Sciarborasca, è bella con la sua chiesa e le sue case. Poi abbiamo fatto un pezzo di strada asfaltata finché non abbiamo raggiunto l'imbocco per fare il sentiero dell'eremo del deserto. La strada che abbiamo preso noi continuava fino qua. Allora il sentiero, diciamo, ho beccato l'ora più calda così, con un po' di fatica. Io il caldo lo sopporto bene, a volte fa piacere, oggi picchiavo parecchio perché era intorno alle 12:30, ma vabbè. Salita, poi diciamo sentiero un pochettino sporco, però si fa. Ora
dipende dall'abitudine delle persone, se la gente pretende la perfezione, però è stato un bel banco di prova dove faticare un po' ci fa scoprire un po', diciamo, quanto stiamo bene. E poi niente, poi da un certo punto invece si sporcava un po' di più finché non siamo arrivati qua. Purtroppo mancavano ancora 5 km circa, più che altro di pezzi di strada asfaltato con qualche salita per arrivare alle faie, però niente, oggi dobbiamo terminare qua e andare proprio di corsa a casa. E che dire, spero che come al solito i miei video, le mie composizioni possono essere del vostro gradimento. Seguite sempre la traccia sviluppata, diciamo che in questa gita qua c'erano parecchi incroci, quindi per non sbagliare, anche se comunque con i segnavie, perché a volte c'era segnavie se ne facevano un tot, a volte no, però seguitelo, mi raccomando, perché mi raccomando iscrivetevi al canale perché è importante. L'intenzione è sempre nel tempo mia e dei miei amici di far vedere ogni angolo della Liguria, è una cosa che ci tengo tantissimo io, anche loro, così quando possono venire, oggi non potevano, e niente. Bene, adesso ci lasciamo e ci vediamo alla prossima gita.